respiro, caro come sei tu, dolce sempre di più, per quello che mi dai io ti ringrazierei, ma poi non so parlare. Più vicino il tuo profumo, stringiti forte a me, non chiederti perché, la sera scende già, la notte impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. Un amore così grande, un amore così, soltanto noi. Alfred! Buongiorno, siamo in diretta. Buongiorno, la diretta. Buongiorno, salute. Ciao Alfredo. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao Michele, ciao. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Un amore così grande, che vi devo dire? Sì. Amore così, soltanto noi. E allora, buongiorno amici di Barletta Est, un amore così grande per Barletta, ma c'è tanta gente, tantissima gente che non mette proprio amore, mette solo cattiveria in questa città, bruciando chissà che cosa, perché si sente una puzza irrespirabile veramente, ragazzi, veramente uno si sente una puzza, non sappiamo da dove arriva questa puzza, ma si sente veramente di bruciato, non sappiamo neanche, è veramente vergognoso. Un amore così, soltanto noi. Bella sta canzone, bella. Però l'unica cosa la cosa che a me dà fastidio, veramente dà fastidio, è che nessuno si preoccupa. Nessuno si preoccupa di capire da dove viene questa cosa. E qui il problema è che si muore pure, quello è il vero problema grosso. Che ci si ammala. E io non voglio essere un uccello di cattivo gusto, di malaugurio, soprattutto di malaugurio. Donato, tu stai in ferie, Donato. La Vicky sta lavorando, io sto lavorando, Luigi sta a lavorare. Un'altra volta. Saluto a Michele Jacopone, a Valerio Michele. Un amore così grande, un amore così grande. Buongiorno amici, buongiorno carissimi. Il giretto della mattina lo rifacciamo volentieri. Ecco Are, buongiorno Are. Sei mio.
Vai signore, vai. Canacchio, canacchio. Questo è un gesto che bisogna farlo automaticamente, e non devono ringraziare, è che lo dobbiamo fare automaticamente quando vediamo specialmente un anziano che ha difficoltà a attraversare, bisogna fermarsi, questa è una cosa che sinceramente l'ho visto parecchie volte a fare da tanta gente, però c'è anche qualcuno che non si rende conto. Gli Stati Uniti d'America. Purtroppo questi problemi della puzza, caro amico, non so chi mi scrive, non è tanto facile, purtroppo siamo... Vorrei la pelle nera. Andiamo a vedere come sta il mare stamattina, dai. E la. Zara Zanetti, buongiorno. Che dice Vicky? Cosa ti mangeresti? Ieri abbiamo avuto delle segnalazioni per quanto riguarda i cani che non ce l'hanno al guinzaglio, specie nelle ville dove ci sono tanti bambini, anche se i cani sono gioiosi, sono tranquilli, ma un cane tipo un pitbull, tipo un maremmano grande, un bambino ha sempre timore, perché anche giocando non si sa mai, perché ne abbiamo sentite tante, anche non volendo il bambino lo va a stuzzicare al cane e li morde, è meglio sempre tenere al guinzaglio, così uno ce l'ha sempre vicino e non si crea nessun problema per tutti. Io non dico che il cane uno non lo deve tenere, ci mancherebbe altro, i cani ormai sono diventati come dei figli. Poi abbiamo questa bellissima veduta, questa è una bellissima veduta. Ma uno va a mettere, ma io non lo so, cioè boh. Poi mi fanno a me la multa, mamma mia, bisogna avere anche un po' di coraggio a mettere la macchina su un monumento, cioè io... Uè, Donato, perché mi dici queste parole? Domenico di Mastroianni, buongiorno amici, buongiorno. Allora amici, ieri c'è stato bellissima serata al castello, mi hanno detto, molta gente, noi siamo contenti, non è che non siamo contenti, anzi sinceramente a noi fa piacere quando ci sono tanti eventi, noi non abbiamo nessun problema a dire che le cose funzionano, come il Bob di Barletta, che ogni sera c'è tantissima gente, è molto bello, le cose che funzionano a noi ci fa molto ma molto piacere, ve lo posso proprio garantire al 100%. Voglio salutare Mariano, Sabina, tutti i miei colleghi, Francesco, tutti i miei colleghi, buongiorno, buon lavoro anche a voi.
Mamma mia, che spettacolo, vedete? Tu dici non ho niente, tu dici non ho niente, ti sembra niente il mare, la vita, l'amore. Cari amici, Il tempo sorriderà. in silenzio. Che spettacolo amici, che spettacolo qua. Ogni mattina, Yo. ed ogni sera, wow, wow, ed ogni notte te. Allora vedete, oggi io voglio chiudere proprio qua voglio chiudere per farvi vedere quando sono maleducati. Quando sono maleducati le persone, vedete? Cioè venite qua, venite a stare all'aria fresca e vi piace buttare bottiglie di tutto, cartoni, vedete? È vergognoso, ragazzi, non vi rendete conto del male che fate a questo male, a questa natura. Cioè io dico, dovete stare qua, fate le persone serie, ma non serie, le persone che hanno un po' di cuore, vedete? Cioè, non si può. Cioè, vedete? Bottiglie, cioè, fanno bene se lo chiudono, perché questo è un paradiso che non sappiamo preservare. È veramente vergognoso. Ma guardate che natura, signori, guardate che bello. Fanno bene se lo chiudono. E se volete stare qua, dovete stare qua perché si prende aria fresca. Ma a fare gli sporcaccioni no, non sta bene. Vergognatevi, veramente, di vero cuore lo dico. Non lo dico in barlettano per offendervi, perché a voi l'offesa non intacca niente, ma siete dei pezzi di merda. Chi fa queste cose siete dei pezzi di merda. Veramente mi sono disturbato di vedere questo schifo. Buona giornata a tutti, auguri a tutte le persone che si chiamano Salvatore, oggi è San Salvatore, auguri. Un quadro del genere rovinato da qualche pezzo di merda. Auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, matrimoni, compleanni. Saluto a Veneranda dal cielo, che è volata al cielo. Buona giornata a tutti, Barlit e Aves. Siete dei pezzi di merda, lo ridico, siete dei pezzi di merda.